Per la rubrica Voci da speciale Cadore, oggi ospitiamo con grande interesse il presidente dell'associazione Vita Senza Dolore, professor Renzo Zagallo. Professore, buongiorno e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno. Lei è presidente di questa associazione da alcuni anni, un'associazione che per il Cadore è stata come una benedizione, perché quello che avete fatto voi come volontari, io non so quanti siete adesso, ma erano una quarantina, quello che conosco io, avete risolto il problema di moltissime famiglie e eliminato il dolore di moltissime persone. Come sta procedendo adesso con il coronavirus? Con il coronavirus siamo, come si dice, abbiamo dovuto limitare l'attività e quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è quello di portare ancora degli ausili a quelle famiglie che naturalmente erano in difficoltà, anche perché alcune famiglie ad alcune famiglie l'URSS non riusciva più, anche se aspettava l'URSS, di mandare gli ausili. E quindi allora venivo contattato e mi chiedevano un letto elettrico, un materasso antidecubito, una carrozzina, un girello, una comoda. Quindi siamo riusciti a soddisfare, diciamo, le esigenze almeno di 4-5 famiglie. Ma voi seguite anche l'Alzheimer, però. Seguiamo anche l'Alzheimer, però in questo momento qua, diciamo, era stata sospesa diciamo, l'attività all'ospedale, perché appunto in seguito a quello che era avvenuto hanno, diciamo, interrotto questa attività e quindi il nostro geriatra, il dottor Mosca, e le 2 psicologhe naturalmente non hanno più potuto seguire diciamo, i pazienti o perlomeno quelle famiglie che avevano quelle difficoltà come si dice, sì, in cui non si riusciva ancora a capire quali potevano essere le problematiche, perché c'è tutto un percorso, no? Sì. E chiaramente allora c'è stato un caso dove sono stato chiamato da una famiglia, dalla figlia di un genitore, anzi il genitore di 2 genitori, che avvertivano questo problema nel familiare. E allora ho chiamato comunque la psicologa nostra, che lavora tra altre cose anche nella casa Dolomiti, nella casa di riposo Dolomiti, che si è spostata adesso, no? Sì, certo. Di Pieve, e la quale naturalmente gli ho passato il telefono, gli ho passato tutti i dati in modo tale che lei potesse contattare direttamente la figlia e poi anche avere la possibilità di poter poi eventualmente lei accedere ad incontrare diciamo la famiglia, cosa che poi è avvenuta, diciamo, e poi Come si entra nella associazione? Nell'associazione basta aver desiderio di essere a disposizione degli altri, soprattutto delle persone malate. Chiaramente attualmente adesso siamo un pochino come fermi dal punto di vista della formazione, perché era previsto a settembre che avremmo dovuto fare della formazione, no? Però purtroppo chi doveva fare la formazione è stato relegato e quindi non poteva più muoversi, nessuno di noi poteva muoversi, per cui tutto è stato rimandato ad altre, a data da destinarsi, insomma, no? Anche perché avevamo da poco anche, diciamo, collaudato, riportato in auge un protocollo d'intesa con l'URSS e con l'ospedale, proprio per poter essere presenti proprio in ospedale con un servizio di questo tipo.
Naturalmente poi per seguire coloro che vengono diagnosticati di Alzheimer, ad esempio, o anche, potrebbe anche essere di malati terminali di cancro, ad esempio, per poterli seguire anche personalmente, diciamo così, i volontari devono sottostare a un corso di formazione, perché non possiamo mandarli così sì, alla garibaldina, no? Sì, sì, come fosse una sagra. Esatto, no? E anche perché ti trovi, soprattutto quando poi hai il malato terminale, ce l'hai, quello che naturalmente viene rimandato a casa perché la famiglia è in grado di gestirlo, però aveva bisogno dei supporti, diciamo, ehm, degli ausili, quindi del letto elettrico, del materasso antidecubito, e poi se poi la malattia si aggrava sempre di più, è chiaro che ha bisogno anche sì, della carrozzina, della comoda, fino a che è in grado, fino a che non è più nelle condizioni di poter essere assistito. Chiaramente poi c'è il servizio, no? E per Sì. questo servizio chiaramente c'è qui ci deve essere eccola qua, dove ci deve essere la formazione proprio in questo caso qua, la formazione proprio specifica, e chiaramente non basta solo una formazione teorica, ma ci deve essere poi anche una forma di, come posso dire, di stage, insomma, diciamo, no? Deve essere seguito insieme ad altre persone già che hanno già una formazione. Come siete collegati con l'USL? Cioè, con questo discorso qua noi siamo collegati anche eravamo collegati anche con la Cucchini, diciamo anche, no? Sì, Perché loro mettevano a disposizione la formazione e ci dicevano per questo tipo di formazione quali sono i volontari che sono disponibili a essere presenti per questa formazione. Chiaramente devono seguire tutte le lezioni online, se è necessario anche, però formazioni anche teoriche, proprio pratiche, e quindi devono essere seguiti perché poi devono avere anche poi l'avallo, avere come possiamo dire, la forma di licenza, ecco, tra virgolette, sì, no? sì, sì. Per cui E, sì, e questo tipo di formazione, che peso comporta per un volontario? Eccolo qua, il discorso è questo. Nella nostra associazione abbiamo persone che sono ancora operative, che lavorano, e quindi per loro diventa difficile anche un'operazione, cioè assistere o intervenire durante il giorno, ad esempio, no? Mentre sarebbe più facile durante il fine settimana. Però anche lì tu devi avere una formazione comunque, Certo. quindi non è sempre facile, diciamo così, per uno che lavora avere questa possibilità di poter partecipare con la formazione all'assistenza diretta, diciamo, no? Con Sì. sempre formulando quelle che possono essere le, le richieste della famiglia, cercare anche di concretizzarle, dando loro tutti quelli che sono gli elementi di aiuto, anche perché bisogna, una delle cose fondamentali è proprio quello di dimenticare chi tu sei, dimenticare se tu conosci anche questa famiglia, se hai anche delle conoscenze, diciamo così, di situazioni anche personali che potrebbero anche in qualche modo, come posso dire, inficiare anche il rapporto che si stabilisce tra la famiglia, Assistito e volontario. volontario e i familiari Sì, sì. soprattutto, no? I Ecco. familiari si devono fidare. Ecco, Allora, allora, scusi professore, chi è che paga queste spese? Chiaramente per questa formazione paghiamo noi come associazione. Attraverso che cosa? Attraverso le donazioni che riceviamo, attraverso gli ultimi 2 anni abbiamo avuto, anche col 5 per 1000, abbiamo avuto
faccio per dire, un 500 e una volta 800 euro, diciamo. Noi siamo anche delle persone che non vogliono niente, diciamo. Addirittura utilizzo il mio cellulare, utilizzo il mio telefono, utilizzo anche le spese anche della PEC, non le metto a carico dell'associazione per avere il più possibile le risorse che devono servire proprio per questa cosa qua, sia per la formazione e sia per l'acquisto degli ausili. Premetto che anche per gli ausili, quando nel 2017 siamo ripartiti, perché dopo un periodo, diciamo così, di stallo, no? Di stand-by, diciamo così, siamo ripartiti, avevamo 2 letti elettrici che avevamo in comodato d'uso grazie al comune di Calalzo, però erano letti elettrici anche molto pesanti, quindi anche un po' difficoltosi. Comunque, e poi avevamo un materasso antidecubito e due carrozzine, 2 comode. E da lì poi attraverso, senza chiedere, non abbiamo chiesto niente a nessuno dal punto di vista finanziario, le risorse, né a enti, né a comuni, né aziende, diciamo così, ma attraverso l'offerta volontaria della famiglia, che naturalmente è libera, no? di dare, se vuole dare un Se contributo. può dare anche qualche volta. Esatto, perché abbiamo anche persone che non hanno dato niente, però noi non è che giudichiamo questa famiglia perché non ci ha dato niente. Quindi è chiaro che quando poi questa famiglia non ha più bisogno, ad esempio, dell'ausilio, ci chiama e ci restituisce il letto e noi lo sanifichiamo e lo rimettiamo. Cosa avete, un conto corrente? Noi abbiamo un IBAN, un conto corrente, vita senza dolore, onus, con la cassa ormai adesso delle Dolomiti, no? Sì. La banca delle Dolomiti che è diventata. E lì naturalmente coinvolgono tutte, diciamo, le offerte, le donazioni che le famiglie fa. Quello che ci ha sorpreso nel corso di questi ultimi 2 anni soprattutto, abbiamo visto che quando siamo intervenuti, perché tante volte succedeva che queste famiglie avevano diritto anche di avere da l'ULSS, ad esempio, l'ausilio, e l'ULSS, non avendolo a disposizione, chiedeva a me se avevo la possibilità di assecondare la famiglia. Naturalmente prendevo contatti con la famiglia e ho scoperto, come stavo dicendo, ho scoperto che alcune famiglie addirittura senza neanche aspettarsi niente, ho visto che hanno donato ad esempio anche 1.000-2.000 euro, insomma, diciamo, no? Sempre mettendo come clausola, loro mettono sempre come clausola per acquisto ausili o eventualmente anche formazione dei volontari, ecco. Per cui noi abbiamo già, io direi forse per 2 anni, 2 o 3 anni, abbiamo ancora delle risorse che potrebbero permetterci proprio di portare avanti questo discorso di collaborazione con l'ULSS, chiaramente con altre associazioni, in modo tale da poter essere anche all'altezza, perché bisogna essere all'altezza oggi, non si può, come posso dire, improvvisarci. Ecco, questo è Certo, certo, sì, sì. Noi Ecco, abbiamo, che zona coprite del Cadore o della provincia di Belluno? cioè noi copriamo da Cortina, il Caralte, quella zona Caralte, Sì. Ospitale, poi il centro Cadore, poi Santo Stefano, Comelico, arriviamo anche a Sappada. Anche a Sappada abbiamo ancora alcuni, diciamo, che sono nostri soci, diciamo, nostri volontari, no? Anche se adesso molto probabilmente, forse andando avanti nel tempo, ci lasceranno molto forse. Però Cambierà per il qualcosa, momento, ecco, sì. per dirti, abbiamo anche un nostro che abbiamo seguito in quest'ultimo periodo, soprattutto con gli ausili, è stato Max Wagner, ad esempio. Quindi poi c'è stato anche l'intervento anche del Rotary, che essendo anche un socio rotariano, siccome lui era nelle condizioni
e quindi viveva a casa. E lui era a posto anche con la testa, diciamo così, dal punto di vista, era autonomo, però aveva difficoltà di mobilità e abbiamo, come posso dire, grazie a questa sensibilità, abbiamo prima fornito una carrozzina a spinta e Sì, poi, siccome lui aveva voglia, bisogno proprio di muoversi, poi era anche capace poi di muoversi, abbiamo acquistato una carrozzina elettrica proprio, e lui ha que- potuto, l'ultimo periodo, diciamo così, gli ultimi 5-6 mesi, ha potuto muoversi liberamente, liberamente. perché altrimenti per lui, come era una persona piena di interessi, anche molto viva, molto, per lui sarebbe stata la fine, in pratica, perché rimanere Certo, chiusi in una sì, sì, stanza, anche perché lui non aveva mai avuto bisogno di nessuno in pratica, sì, 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 anzi sì, sì. era lui che era disponibile per gli altri. Ecco, una ultima domanda prima di lasciarci. Voi Sì, avete anche una stanza nella biblioteca, vicino alla biblioteca di Pieve. lì abbiamo la sede, abbiamo l'ufficio, diciamo, no? Lì Sì, abbiamo l'ufficio dove abbiamo tutti i dati, abbiamo il computer, abbiamo tutta la documentazione sì, dei malati, delle famiglie, però questa stanza può essere utilizzata, eccola qua, quindi può essere utilizzata dalle nostre due psicologhe, no? Proprio anche per il contatto con la famiglia, con la persona che eventualmente sta manifestando qualche segnale, no, di decadimento, però non è ancora detto perché non è ancora stato diagnosticato, però è molto importante che ci sia questa possibilità di questa stanza, perché è un po', come posso dire, è una protezione anche per la privacy proprio, no? certo, certo, sì, sì. E questa stanza ci serve anche perché tante volte cosa succede? Che legati ad altre problematiche ci sono ad esempio anche quello della violenza qualche volta. Cioè, Sì, non sempre le cose sono, come posso dire, lineari, diciamo, sì, esatto. Quindi a sì, volte succede questo, per cui la stanza può servire anche per un colloquio per chi è in questa situazione, no, di violenza, che subisce violenza, proprio in per modo particolare, protezione, sì, sì, esatto. sì. Per cui Ecco, sì, diventa per il cadore, fondamentale, per sì. me diventa per il cadore, che non è solo vita senza dolore, diciamo, non è solo una cosa, Del male, ma è anche esatto, dell'assistenza. dell'assistenza, ma anche per prevenire, ma anche per aiutare, per dare una mano anche, no? Sì, Proprio, certo, e dare sì. delle informazioni, delle indicazioni. Questo è molto importante, perché ho visto che anche nell'assistenza c'è bisogno anche di serietà. Cioè, Certo. non si può mandare, Professionalità, esatto, professionalità e serietà. non si può mandare un volontario oppure uno che dice io sono disponibile per fare un'assistenza, quando invece a volte potrebbe avere altri figli. Sì, sì, certo, Quindi, sì. cioè Ecco, sì. non è Professore, così. noi dobbiamo fermarci qua per il Va bene. momento. Riprenderemo l'argomento anche ampliandolo al Rotary un'altra volta, perché so che Sì. lei è il portavoce del Rotary Cadore. Ecco, io intanto la ringrazio per il suo intervento e ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti e ci seguiranno in futuro. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata anche da parte di Vita Senza Dolore. Grazie.